funerali erano già stati fissati, ma il magistrato blocca l'addio a Linda Zennaro, la 21enne di Mestre, morta agli Alberoni la notte del Redentore. Dopo l'autopsia servono ulteriori indagini per capire come è morta la giovanissima. Non sei uno che ammazza la gente, hai avuto un momento di debolezza, intercettato dagli inquirenti il primo colloquio in carcere a dicembre tra Filippo Turetta ed il padre dopo l'arresto. Prima aggredisce, picchia la moglie, poi appicca il fuoco in casa. 36enne arrestato dai carabinieri a Padova, i vigili del fuoco spengono il rogo prima che devasti l'abitazione. Ancora croci sulle strade, a Pescantina nel Veronese muoiono un 25enne ed una 45enne nello schianto tra un'auto ed un mezzo. Della nettezza urbana sulla Romea a Porto Viro perde la vita un 74enne. Primo decesso in Veneto e secondo in Italia causato dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. La vittima è un anziano della provincia di Padova. Stangata in 4 anni su luce e gas, lo studio della CGA, le tariffe aumentano più dell'inflazione con conseguenze negative anche sul commercio. Il TAR del Lazio stoppa il vaccino antialluvioni che servirebbe a difendere Vicenza dalle piene del Retrone. Il commento del sindaco: siamo molto preoccupati. Storia e tradizione domani alle 10 in diretta del Consiglio su Antenna 3 con il 31esimo raduno dei Trevisani nel mondo. Alle 10:30 la messa del vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Pizziolo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Erano stati fissati per martedì mattina alle 9 i funerali di Linda Zennaro, la 20enne morta a Venezia la notte del Redentore, ma la procura non ha dato il nulla osta, vuole vederci chiaro, così la cerimonia funebre è stata rinviata. Ci racconta tutto Lorenzo Maier. La procura vuole vederci più chiaro sulle cause che hanno portato alla morte di Linda Zennaro, la giovane 20enne di Campalto deceduta la notte del Redentore a Venezia in località Alberoni al Lido. La cerimonia funebre era già stata fissata per martedì mattina alle ore 9 nella chiesa dei Santi Martino e Benedetto a Campalto, esposte le epigrafe. Dopo la celebrazione, la cremazione del corpo a Marghera. Il pubblico ministero Anna Andretta, che sta seguendo il caso, dopo l'esecuzione dell'autopsia, però non ha dato il nulla osta. Probabilmente saranno necessari ulteriori accertamenti, così il funerale, che sarà presieduto dal parroco Don Massimo Cadamuro, è stato bloccato, rinviato a data da destinarsi e con ogni probabilità non si potrà celebrare prima di sabato prossimo. Il parroco racconta come la comunità di Campalto stia vivendo questo momento di dolore. L'evento di Linda Zennaro ci ha colpiti profondamente, noi del quartiere ma anche poi della comunità cristiana, sia per le modalità con cui l'evento è avvenuto e sia perché appunto è una grande tragedia, ragazza di 21 anni, la mamma l'ho incontrata l'altro giorno, è veramente scioccata, provata e per cui e anche poi l'altra sera la manifestazione, alla fiaccolata che hanno fatto e indubbiamente c'erano 500-600 persone, c'era un grande silenzio che è segno di questo turbamento molto molto profondo. Si vuole anche capire il punto esatto in cui è avvenuta la tragedia. In quella zona solitamente l'acqua è poco profonda, meno di 1 metro, rendendo così poco probabile l'ipotesi di un annegamento. Per questo i carabinieri stanno seguendo tutte le piste, nessuna è scartata. Intanto l'intera Campalto si sta stringendo alla mamma di Linda, Rossella, al papà Roberto, il fratello Alvise, alla nonna Mara, parenti e cugini. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace, si legge nell'epigrafe di Linda da una frase di Sant'Agostino. Erano fissati i funerali per martedì, poi credo aver capito che ci sono delle difficoltà e di riprogrammare l'evento. Questo aggiunge sconforto già al dolore che la famiglia prova indubbiamente, quindi speriamo che al più presto si possa perlomeno chiudere questo momento così difficile. Il primo colloquio in carcere tra Filippo Turetta ed il padre dopo l'arresto lo scorso dicembre. Devi farti forza, non sei l'unico, le parole del papà nelle intercettazioni degli inquirenti. Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza, non sei un terrorista, devi farti forza, non sei l'unico, ci sono stati parecchi altri, però
ti devi laureare. Carcere di Verona, 3 dicembre scorso. Nicola Turetta, padre di Filippo, arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è a colloquio con il figlio e gli dice queste parole, intercettato dagli inquirenti. La conversazione, pubblicata dal settimanale Giallo e riportata dal Corriere della Sera ed altri quotidiani, riporta le parole del primo incontro con i genitori del giovane di Torreglia dopo la cattura in Germania al termine della fuga seguita all'uccisione di Giulia e all'abbandono del corpo nella scarpata in un bosco vicino al lago di Barcis, in Friuli. Dalle parole del padre, probabilmente un tentativo di rincuorare il figlio Filippo, che tra le altre cose gli chiede se fosse stato licenziato per colpa sua. Anche queste parole entrano negli atti del fascicolo. La prima udienza del processo è stata fissata per il 23 settembre. Perplesso uno dei legali della famiglia Cecchettin, l'avvocato Stefano Tigani. Resto sempre molto perplesso nel vedere pubblicate così intercettazioni o comunque atti del processo che sinceramente dovremmo svolgere e dibattere nel processo, quindi questo ribadisco mi lascia sempre molto perplesso e peraltro in questo momento non mi sento di aggiungere altro. Adesso ci concentriamo, a settembre ci sarà questo complicato e lungo processo e mi concentrerei su questo in questo momento qua. Nel merito non ci vorrei proprio entrare. Intervento dei carabinieri in centro a Padova, dove un uomo è stato arrestato. Oltre a picchiare la moglie, ha cercato di dare fuoco all'abitazione. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un 36enne straniero che vive in centro a Padova. I militari sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco dopo una richiesta di aiuto arrivata dalla vittima, che ha trovato la forza di chiamare i carabinieri. La donna, infatti, aveva raccontato di essere stata aggredita e picchiata e che il marito aveva anche cercato di dare fuoco all'abitazione, bruciando alcuni vestiti riposti nell'armadio. I pompieri, per fortuna, sono riusciti a domare le fiamme che si erano già alzate, evitando così la tragedia. L'uomo è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di Prato della Valle, dove intanto la donna ha presentato la denuncia. È emerso così che lei era vittima di maltrattamenti già da tempo, ma non aveva mai fatto querela per paura di ritorsioni da parte del marito, che ora si trova nel carcere Due Palazzi. È stato un sabato drammatico sulle strade del Veneto, 2 vittime nel Veronese, una sulla Romea nel Padovano. Un 40enne è morto dopo settimane di agonia, era stato travolto da un'auto mentre era in moto. La tragica serie di incidenti sulle strade del Veneto inizia poco dopo l'alba a Pescantina, sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero, quando un'auto, forse a causa di un sorpasso azzardato, si scontra con un mezzo della nettezza urbana che a sua volta finisce vicino a un vigneto. L'impatto è violentissimo, i 2 passeggeri della macchina, una Ford Ka, muoiono praticamente sul colpo. Si tratta di un 25enne residente a Colognola ai Colli e una donna di 45 anni di San Pietro in Cariano. Serve l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Verona con divaricatori e cessoie idrauliche per estrarre i corpi dalle lamiere. Fuori pericolo invece il conducente del camion dei rifiuti, che viene trasportato all'ospedale di Negrar con codice verde. I rilievi sono affidati ai carabinieri e la strada chiusa per diverse ore. A metà mattina altro scontro letale sul Delta in Polesine lungo la Romea. A entrare in collisione all'altezza di Portoviro un'auto e un furgone. Ad avere la peggio una 74enne residente nella vicina Tagliò di Po, Daniela Fonsato, il suo nome molto conosciuta in paese, sposata e madre di 2 figli. L'incidente manda in tilt la Romea in un sabato di fine luglio già caratterizzato dall'esodo, con la viabilità che viene ripristinata solo nel primo pomeriggio. Caos anche a Villa Bartolomea sulla Transpolesana per un tamponamento tra auto, mentre a Saunara si piange la scomparsa di Mattia Tognati, panettiere di 40 anni, morto dopo giorni di agonia. Il 13 luglio scorso, a bordo della sua moto, era stato travolto da un furgoncino Peugeot in strada Battaglia. Primo decesso in Veneto e secondo in Italia causato dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. La vittima è un anziano della provincia di Padova. Primo decesso per West Nile in Veneto. Si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato da venerdì nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Schiavonia, Bassa Padovana, per l'aggravarsi delle sue condizioni. Si è registrato il primo decesso per West Nile nel territorio della provincia di Padova ed è il primo di tutta la regione del Veneto, il secondo in Italia. Il primo caso si è avuto qualche giorno fa in provincia di Pordenone.
residente nel Piovese. Era il terzo caso registrato di pazienti affetti dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare e aveva un quadro clinico di fragilità. Purtroppo è un evento estremamente raro, doloroso, ma che può succedere perché la meningoencefalite può portare a complicanze che sono incompatibili con la vita, soprattutto se si tratta di persone molto anziane o persone complessivamente fragili. Purtroppo l'UR6 Euganea fa sapere che ci si aspettano altri casi, dato che da una decina di giorni sono state individuate zanzare portatrici del virus e che i sintomi appaiono proprio dopo una decina di giorni. La situazione di massima gravità è estremamente rara, però sono casi che possono succedere, quindi raccomandiamo sempre le indicazioni preventive, che sono quelle dell'uso dei repellenti, le zanzariere alle finestre se si sta con le finestre aperte, soprattutto nelle ore serali durante la notte. La provincia di Padova è nella regione quella che registra il maggior numero di contagi da West Nile. In questo momento vi sarebbero altri 3 pazienti ricoverati in Veneto. Un bimbo di soli 2 mesi è ricoverato in terapia intensiva a Padova, colpito da una grave forma di pertosse, malattia che sembrava quasi scomparsa e che invece quest'anno ha fatto registrare un'impennata di casi senza precedenti negli ultimi 20 anni, facendo registrare anche alcuni decessi. Il piccolo è arrivato in ospedale in fase acuta, ma dopo alcuni giorni di cure ora non è più in pericolo di vita. Secondo gli esperti, 1 caso su 3 è dovuto al calo delle vaccinazioni. Le principali concessioni autostradali venete passano allo Stato, tranne la superstrada pedemontana veneta. Prende forma la riforma Salvini, il contrario dell'autonomia, sbotta Flavio Tosi che attacca la Lega. A rischio il progetto della holding autostradale veneta voluta da Luca Zaia. Un grosso, gigantesco buco attacca il PD. Fino adesso l'autonomia è stata predicata, ma non viene praticata perché di concreto non c'è ancora nulla, perché c'è la legge ma deve essere fatta l'attuazione. Quello che viene attuato praticamente da subito è che invece è lo spoglio delle concessioni autostradali che oggi poggiano i piedi molto saldamente nei territori. Altro che autonomia, dice il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, la nuova riforma targata Matteo Salvini sulle concessioni autostradali va nella direzione diametralmente opposta, quella della centralizzazione, da qui un sospetto che diventa presto un attacco agli alleati leghisti. E del resto l'autonomia viene approvata adesso che c'è un governo, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. Ma chi ha governato con Conte, segnatamente la Lega, in quei 5 anni per l'autonomia cosa ha fatto? Tornando alle autostrade, il tema in Veneto è dirimente perché il provvedimento varato dal governo, che presto arriverà in Parlamento, prevede di riportare allo Stato, tra le altre, le concessioni in scadenza relative alla Brescia-Padova e alla 22 del Brennero. C'è un rischio molto concreto per i nostri territori perché se pensiamo alla tangenziale sud di Verona, alla tangenziale est di Verona, al raccordo di Padova, alla tangenziale di Vicenza e in generale quello che le autostrade hanno realizzato come opere compensative, come opere straordinarie nei decenni sui nostri territori, nel momento in cui gli utili, che sono quelli che poi generavano questo tipo di risorse, vengono portati a Roma, allo Stato centrale, chi garantisce a noi veneti che quegli utili generati qua, con l'inquinamento qua, perché le autostrade generano anche inquinamento, non vadano poi spesi in tutt'altra regione. Nel novero delle concessioni che passano allo Stato non c'è, come invece preannunciato, la superstrada pedemontana veneta, i cui conti attualmente e anche nel medio termine sono in rosso. Le castagne restano quindi sul fuoco. Forse qualcuno sperava di poter trasferire i rischi di impresa dalla pedemontana allo Stato, ma ripeto, rispetto a questo c'è un contenzioso anche all'interno del governo e anche rispetto all'Unione Europea, perché ci sarebbe un aumento dei costi del debito pubblico, con il rischio anche di vedere aumentati i pedaggi per altri cittadini in altre parti del nostro paese. Un grosso, gigantesco spreco di denaro pubblico e evidentemente, coerentemente con l'autonomia, ce lo dobbiamo anche pagare del tutto. I buchi che ha fatto ce li dobbiamo pagare tutti quanti in casa. Ringrazieremo Luca Zaia anche di questo. Da capire cosa accadrà al progetto di una grande holding autostradale veneta che nelle intenzioni dello stesso Zaia doveva ricomprendere sia la pedemontana che gli
negli altri tratti in un'ottica di equilibrio finanziario. Fonti interne di Palazzo Balbi affermano che la partita non è affatto chiusa, si prospetta quindi una serie di emendamenti in Parlamento e l'ennesimo cortocircuito politico, con le tensioni nel centrodestra che davanti adesso hanno un'autostrada per correre ancora più veloci. Stangata in 4 anni su luce e gas, nonostante nel primo semestre dell'anno ci sia stata una riduzione, le tariffe aumentano più dell'inflazione con conseguenze negative anche sul commercio. Sono carissime, io penso che il governo debba fare alcune considerazioni. Male, perché dovrebbe abbassare, non crescere. Mettermi col motorino a fare con la pala eolica a produrre elettricità, perché vista la situazione è impossibile con uno stipendio andare avanti. Bollette della luce raddoppiate in 4 anni e tariffe che per le famiglie ogni anno costano quasi 3.000 euro. Prezzi che salgono del 108% per la luce, del 72% per il gas. La stangata analizzata dalla CGA di Mestre. Nell'ultimo anno le bollette di luce e gas hanno subito una drastica riduzione. Questo è un aspetto molto positivo. Tuttavia la crisi energetica che abbiamo subito nel biennio 2022-2023 ha lasciato il segno in particolare su artigiani e piccoli commercianti. Le famiglie si trovano ad avere un aumento del costo della vita, a dover pagare le bollette, ci sono rincari attorno dal 10 ma arrivano anche al 16%, abbiamo acqua, elettricità, gas, quindi abbiamo da una parte l'aumento del costo della vita, dall'altra parte non c'è l'altrettanto adeguamento degli stipendi. Oltre il 56% della spesa totale è imputabile a luce e gas, a farne principalmente le spese, oltre alle famiglie, i titolari delle piccole e medie imprese. I titolari di queste attività, infatti, i rincari li hanno pagati 2 volte. La prima per l'utenza domestica, la seconda per illuminare, rinfrescare e riscaldare le botteghe e i negozi. Questa purtroppo è una sofferenza di cui tutto il comparto risente e le attività concrete che Confcommercio ha potuto in questo periodo mettere in campo sono lo sportello energia, cioè un luogo fisico nelle ASCOM che presidiano tutto il territorio della provincia, dove trovare una consulenza gratuita peraltro per individuare una soluzione più efficace possibile rispetto al proprio standard di consumi. Associazioni di categoria che corrono ai ripari, mentre a beneficiare dell'aumento dei costi dell'energia, stando allo studio della CGA, sono state le grandi società energetiche con circa 70 miliardi di extra profitti, a danno però delle casse pubbliche. Queste grandi aziende dovevano versare quasi 13 miliardi e mezzo all'erario di contributi di solidarietà. A consuntivo invece è emerso che hanno pagato meno della metà di quanto previsto. Se da un lato questi dati dicono appunto che nell'ultimo semestre c'è stata una leggera diminuzione, però le previsioni per tutto l'anno 2024 è che ci saranno costi elevati, quindi di conseguenza insomma non ci saranno neanche risorse da parte dello Stato a fare interventi con bonus che magari sono stati dati negli anni passati ma che non ci saranno più, e che anche quella sarà una difficoltà per le famiglie. Corruzione a Venezia, il centro-sinistra sempre più compatto per chiedere le dimissioni del sindaco Brugnaro e prepararsi alle urne per correre sostenendo lo stesso candidato. Un maxi schermo posto al piano terra del municipio di Mestre, con la richiesta dell'opposizione di un secondo megaschermo da posizionare invece all'esterno di Via Palazzo. Venerdì 2 agosto prevista infatti un'affluenza record tra politici, comitati, associazioni, imprenditori ma anche gente comune. Si vocifera diverse migliaia di persone. Così per la convocazione straordinaria del prossimo Consiglio Comunale, quando a partire dalle 10 del mattino ci sarà un unico punto all'ordine del giorno, l'audizione del sindaco Brugnaro sulla corruzione che sta scuotendo Venezia e non soltanto. In attesa di capire cosa accadrà, il centro-sinistra si presenta sempre più compatto in vista di un fine comune: correre unito alle prossime elezioni comunali. Lo è stato all'Assemblea Pubblica di Campo Santa Margherita, obiettivo da bissare al prossimo incontro pubblico previsto per lunedì 29 luglio in Sala San Leonardo, sempre a Venezia.
In questo momento noi stiamo discutendo di quello che è successo in questi anni in città, che vede la nostra condanna totale, e di come procedere, che significa per noi azzerare l'attuale governo nella città e poi lavorare per un governo nuovo, rilegittimato dal voto della città intera, in modo che possa con più credibilità, trasparenza ed efficacia accompagnare la città in una nuova fase di crescita importante. Ci siamo molto uniti, abbiamo anche prefigurato una serie di visioni comuni, strategiche, che cercheremo prossimamente di unire ancora di più, unendo il più possibile l'arco più ampio di forze. Obiettivo: andare ai seggi prima del 2026 e trovare una candidata o un candidato forte e che piaccia alla gente. Tanto per i nomi c'è qualche tempo e poi li sceglieremo con un metodo condiviso, quindi chi ha voglia si faccia avanti. Il TAR del Lazio stop al bacino anti-alluvioni che servirebbe a difendere Vicenza dalle piene del Retrone. Il sindaco: siamo preoccupati. Il TAR del Lazio dà lo stop alla realizzazione del bacino sul torrente Onte, affluente del Retrone, le cui piene nel recente passato hanno dato non pochi problemi alla città di Vicenza. Sentenza che di fatto blocca momentaneamente questo tassello dell'operazione anti-alluvioni sulla città, rimandando ad ulteriori valutazioni sull'impatto ambientale. La cassa di espansione per mettere in sicurezza Vicenza è prevista nell'ambito del progetto della TAV, contro cui aveva presentato ricorso Italia Nostra, ricorso accolto appunto parzialmente. Siamo molto preoccupati perché delle tante questioni che venivano sollevate nel ricorso e che sono state affrontate dal TAR, soltanto una è stata confermata da parte del TAR appunto, ed è l'allungamento dei tempi per il bacino sull'Onte. Di fatto viene stoppata l'ordinanza che aveva portato ad anticipare questa opera così importante. L'unico bacino che è già in programma e in costruzione sull'asta fluviale del Retrone. Tutti abbiamo visto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, quanto il Retrone faccia paura, perché è un fiume che cresce con le piogge di pianura, un bacino che è già progettato, che era già in partenza per i lavori e che adesso non sappiamo quando potrà partire. L'obiettivo era quello di giocare d'anticipo per quanto riguarda la realizzazione del bacino inserito nei lavori TAV, progettato sia per proteggere la nuova linea ferroviaria sia per la difesa idrogeologica della città. Si tratta dell'unico bacino che incide sull'asta del Retrone, intervento che aveva anche ottenuto l'ok all'anticipazione sul cronoprogramma dei lavori. Siamo veramente preoccupati perché se ci dovesse essere un'alluvione magari fra 1 anno e mezzo, 2 anni, a causa del Retrone che esonda e magari proprio a causa di questo ritardo, sarebbe imperdonabile. Noi abbiamo bisogno di interventi di difesa idrogeologica, di interventi come questo, perché il nostro territorio è fragile. Avevamo ottenuto insieme alla Regione e al Consorzio di Bonifica da parte di IRICAV e di RFI la scelta di anticipare questo intervento. Speriamo davvero che adesso l'iter non diventi troppo lungo e si possa procedere con grande celerità. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione di domani, domenica, perché proprio domani il Cansiglio ospiterà il 31esimo raduno della Trevisani nel mondo, raduno che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Appuntamento dalle 10 per sentire la testimonianza di chi tanti anni fa ha cercato fortuna all'estero, ma anche dei loro figli, nipoti e pronipoti che tornano nella Marca alla ricerca delle proprie radici. Alle 10:30 trasmetteremo la Santa Messa ufficiata dal Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, e a seguire i discorsi delle autorità e l'apertura della mostra fotografica dedicata alle famiglie trevigiane e venete che hanno colonizzato la bonifica pontina a Latina e quella sarda ad Arborea. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. Dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.